L'Italia non è un paese sicuramente tranquillo e sicuro dal punto di vista del dissesto idrogeologico, l'hanno dimostrato in questi ultimi anni gli eventi eccezionali che sono avvenuti nel nostro territorio. Purtroppo li chiamiamo eventi eccezionali, ma di eccezionale non c'è più niente perché viviamo 6 mesi all'anno veramente con forte rischio idrogeologico e di conseguenza sempre in fase emergenziale. Certo è che questo ha causato sicuramente un effetto positivo, mettendo nell'agenda politica del nostro paese il tema del dissesto in modo importante. L'hanno fatto istituendo a livello governativo l'unità di missione che spero che dia nei prossimi mesi ulteriori risposte a un tema così importante come quello del tema della prevenzione rispetto a quello dell'emergenza. Un territorio di eccellenza l'Italia che rischia grossissime perdite. Sì, purtroppo tutti questi eventi eccezionali fanno sì che un territorio non sicuro fa sì che appunto non sia più appetibile dal punto di vista industriale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'imprenditoria agricola. Non penso che non ci possiamo permettere in un momento così importante del nostro paese di cambiamento e di uscita dalla crisi economica permetterci il lusso che a causa del dissesto, a causa della non sicurezza del territorio venga rallentata questa uscita e quindi la ripartenza del nostro territorio. Sarà importante mettere al centro un'adeguata manutenzione del territorio, sia in modo ordinario che in modo straordinario. In modo ordinario con quello che possiamo fare come consorzi di bonifica lo stiamo facendo, mettendo in sicurezza e continuando a mantenere, come facciamo da diversi anni, appunto con la manutenzione ordinaria tutto il reticolo minore e artificiale che abbiamo nel nostro territorio. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria stiamo facendo un grande servizio al Paese presentando all'unità di missione e non solo progetti cantierabili importanti che servono per adeguare gli impianti di bonifica, gli impianti idrovori che oggi non sono più adeguati al cambiamento del territorio a causa di una forte e scellerata urbanizzazione e dall'altra parte dei cambiamenti climatici che se fino a qualche anno fa potevamo aspettarceli e dire che stavano per arrivare, oggi siamo in piena emergenza di cambiamenti climatici e quindi dobbiamo affrontare questo tema in fretta per dare le risposte a un territorio cittadino che ne ha da una parte l'esigenza ma dall'altra ne ha anche il diritto.